La campagna anti-euro è partita, sarà il tema d'autunno della Lega Nord tra feste padane, gazebo e raccolta firme. La Lega sta preparando la proposta di legge popolare per tenere il referendum sull'Europa e sull'euro, ha scritto il segretario federale Roberto Maroni sul suo profilo Facebook. E anche il governatore del Veneto, Luca Zaia, si sintonizza sulla proposta Maroni. L'euro ha portato solo disgrazie, sicuramente crisi e non ha portato ricchezza. Paghiamo tutto il doppio. La verità è che ci vuole un coraggio comunque anche per fare questo referendum, un referendum che noi vogliamo, un referendum per chiedere al popolo da che parte sta. In Trentino, in questo fine settimana, alla festa di Avio, cibo e bevande potranno essere pagati in lire. Situazione che potrebbe ripetersi anche in Veneto, ma intanto Luca Zaia lancia la sua proposta. Direi che potrebbe essere l'occasione non per fare le feste della Lega e pagare in lire invece che in euro, ma magari introdurre un nuovo principio, che è una proposta che io voglio rilanciare perché ci credo fino in fondo, che è quella di pensare che ci siano ancora i doppi prezzi, in euro e in lire, cioè almeno ci accorgeremo di quanto stiamo pagando